Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica Sfogliando gli album. Ci avviciniamo ad ampie falcate agli anni 90, siamo alla fine degli anni 80 ormai con l'album 87-88, lo scudetto del Milan, di Sacchi, un po' inaspettato ma comunque meritatissimo, la lotta con il Napoli, album 87-88, vedete in copertina Gianluca Vialli durante una partita contro la Germania, e un po' questa parata di stelle con molti degli assi della Serie A, li vedo tutti stranieri, racchiusi proprio in stelle, come potete vedere dalla copertina. Io adesso riconosco un po' Polster del Torino, Rush della Juventus, Scifo dell'Inter, Gullit ovviamente del Milan, Föller, Carega, Maradona, insomma vedete tutti i giocatori. Album, devo dire, molto essenziale, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, cioè, lo vedremo dopo anche con la Serie C, meno pagine rispetto a prima e rispetto a dopo, ovviamente organici, rose della Serie A molto, molto ridotte, quindi tra l'altro questo è l'ultimo campionato a 16 squadre. Vi faccio vedere il calendario della stagione 87-88, il campionato inizia domenica 13 settembre e finisce domenica 15 maggio, questo è il calendario, eccolo qua. Poi vi faccio vedere la prima squadra, che suppongo che sia l'Ascoli, andando a memoria, infatti, contorno delle figurine verdi, figurine un po' più lunghe rispetto al solito, e vi faccio vedere che c'è lo scudetto ovviamente, e c'è poi la mascotte qui in basso, la vedete accanto all'ultimo giocatore, e ovviamente la foto della squadra qui in alto. La composizione era abbastanza semplice, c'erano i titolari messi più o meno in ordine di numero, si giocava dal numero 1 al numero 11 e quindi venivano messi così, e poi c'erano le riserve che partivano con il portiere in seconda, diciamo il 12° della squadra, e questo è l'Ascoli. Vi faccio vedere anche l'Avellino, che è l'ultimo Avellino della Serie A. Pensate che questa è l'ultima pagina dell'album con l'Avellino in Serie A 87-88. Io ho fatto poche settimane fa un sondaggio proprio sul canale, ho messo 4 squadre che mancano da tanto tempo dalla Serie A, vi ho chiesto quale di queste 4 vorreste rivedere prima in Serie A, e ha vinto proprio l'Avellino. Evidentemente tanti di voi, ad esempio io non ho mai visto l'Avellino in Serie A, perché io nell'87-88 ancora non seguivo il calcio, e quindi non ho mai visto l'Avellino in Serie A. Chissà, un giorno magari lo rivedremo. Il calcio è ciclico, quindi è probabile che prima o poi tutti tornino dove un tempo sono stati. Questo è l'Empoli, che è l'ultimo Empoli in Serie A prima di quello di Spalletti del 97-98, quindi 10 anni prima c'è l'Empoli in Serie A. E adesso vi faccio vedere il Milan campione d'Italia. Eccolo qui, il Milan di Sacchi, campione d'Italia, con i giocatori che tutti ovviamente conoscono, e queste figurine sono storiche perché per tanto tempo sono state conservate dai tifosi rossoneri, che dopo aver vissuto tante peripezie negli anni 80, la Serie B, il rischio comunque del tracollo finanziario, l'arrivo di Berlusconi poi portò i rossoneri non solo a rivincere lo scudetto, ma li portò sul tetto d'Europa e del mondo, e questo Milan qui fu il primo nuovamente vincente dopo più o meno 10 anni, ed è una squadra che ovviamente ha emozionato non solo per i risultati ma anche per il modo di ottenerli di Arrigo Sacchi. E questo è il Napoli, che si giocò proprio con il Milan lo scudetto fino alla fine, fino a quella epica partita del 1° maggio dell'88, Napoli-Milan 2-3, con credo 100.000 persone sugli spalti del San Paolo. Non credo che ci fossero solo i posti assegnati ad assistere a quella partita. Il Napoli, che aveva vinto lo scudetto l'anno precedente e che, come vedete, ha il tricolore sul petto, il primo tricolore sul petto della maglia del Napoli nella storia del club azzurro, e Napoli che non riuscì a bissare quello scudetto proprio per la rimonta del Milan. Questo è il Pescara di Galeone,
ed è una squadra storica perché è l'unico Pescara che è riuscito a salvarsi in Serie A. Tutte le altre volte che è stato promosso in Serie A è subito retrocesso, anche recentemente, una decina d'anni fa, quando è tornato per 2 volte in Serie A. Questo è questa è la Serie A. Adesso vi faccio vedere la Serie B, perché come vi dicevo è molto essenziale. Serie B, stesso sfondo con questo verdino, questo verde limone per il calendario della Serie B, e vi faccio vedere anche le figurine della Serie B. Partiamo con l'Arezzo, figurine singole, quindi non c'era la doppia figurina. La Serie B ha sempre alternato un po', ovviamente più piccole rispetto a quelle della Serie A, ma singole rispetto ad esempio a molti degli album degli anni 90 che ho fatto io, in cui c'era proprio la figurina doppia con 2 giocatori. Vediamo un po' se c'è qualche squadra. Ecco, intanto c'è il Barletta in Serie B, storico. C'è il Bologna di Maifredi, che io sto guardando e voi ancora no. Eccolo qua. È una squadra che giocava benissimo, che stravinse questo campionato di Serie B e che andò in Serie A l'anno dopo, e che per le 2 stagioni successive con Maifredi fece dei campionati eccezionali, conquistando anche la qualificazione in Coppa UEFA. E vi faccio vedere adesso l'ultima Lazio in Serie B. Eccola qua, insieme a Lecce. Saranno promosse tutte e 2 alla fine del campionato insieme al Bologna. Eccolo qui, e insieme all'Atalanta. Questa qui è l'ultima Lazio in Serie B, stagione 87-88. Io vado a memoria, credo allenata da Giuseppe Materazzi, però adesso lo leggo con esattezza. Ah no, allenata da Fascetti, e Materazzi era l'anno successivo in Serie A. Lecce allenato da Mazzone. Questa è la Serie B. Vediamo se ci sono delle squadre che vi posso far vedere. Ci sono Taranto e Triestina, che erano quasi fisse, o comunque si alternavano tra Serie B e Serie C. Eccole qui. E adesso vi faccio vedere la Serie C, che ha solo la C1. Questo è andato avanti fino all'inizio degli anni 2000, forse alla fine degli anni 90. Sì, credo alla fine degli anni 90 c'era soltanto la C1, mentre negli anni 70 e all'inizio degli anni 80 c'erano anche almeno solo gli scudetti delle squadre di C2. Qui ci sono scudetti e squadre solo della C1. Vi faccio vedere rapidamente, ecco, il girone A della C1, poi voi mettete pausa al video se vi volete soffermare su qualcosa. Tutto il girone A con scudetti e foto delle squadre, eccoli qua. E poi il girone B, che è un po' la stessa cosa, ovviamente, con scudetti e foto delle squadre, sempre contorno verde delle figurine. Questa è l'ultima pagina. E poi ci si prepara al campionato europeo, agli europei del 1988 con l'Albo d'Oro. Guardate quante poche edizioni degli europei si erano giocati fino all'88, erano poche, e queste sono le squadre che avevano vinto gli europei fino a quel momento. E infine poi qui ci sono anche le coppe europee, vedo già la Coppa UEFA con la Coppa Italia, ma diciamo che erano pagine anche incomplete in quel momento, perché l'album usciva in autunno e quindi non c'era non era aggiornato, bisognava aggiornarlo qui con poi a penna. Io lo facevo sempre quando ho fatto gli album, e ci sono le figurine di alcuni
dei giocatori europei. Questo era un modo anche per far conoscere ai ragazzi, ai bambini, giocatori dei campionati esteri, di cui non c'erano moltissime immagini, e non c'erano ovviamente gli album, e non c'era internet neanche a parlarne. Questo è l'album dell'87-88. La prossima settimana analizzeremo l'album dell'88-89, che io vi racconterò anche, che ho fatto in maniera un po' particolare. Infatti vi farò vedere proprio quello che ho fatto io, ma non nell'88-89, e vi spiegherò il motivo. Questa è la copertina dell'87-88, scudetto vinto dal Milan in rimonta sul Napoli. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate like, commenti, nei commenti scrivetemi quali sono i vostri album preferiti, qual è il primo che avete fatto, insomma come vi siete appassionati alla raccolta delle figurine Panini che io vi porto ogni settimana. Avanti tutta!